Pensiero del giorno, venerdì 30 agosto. Vivere la gioia. Vivendo un po' il proposito di essere sempre in festa perché faccio la volontà di Dio, ho capito che questa festa ha un prezzo. Essere la volontà di Dio nel presente implica potare, tagliare alla radice tutto ciò che non è la volontà di Dio in quel momento. Voltare pagina con decisione. Fare la volontà di Dio nel presente senza nemmeno ricordare quella precedente. Essere tutta lì, nella volontà di Dio. Sì, perché così è una potatura continua con un flusso continuo di vita che, nel soprannaturale, si manifesta come un flusso di felicità. Gioia che scorga per me e per chi mi incontra. Dal diario di Chiara Lubich, 24 maggio 1981. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.